Prego. Buonasera, buonasera. Senta, io sono un tifoso del Teramo, ho telefonato un po' di tempo fa. Volevo fare una domanda a quel signore lì, non so come si chiama, quello in mezzo. Semproni. Sì. Innanzitutto volevo dire, ma lei è sicuro che il Pescara poi arrivi in finale? No. E seconda cosa, lei perché ha detto il Martina, quando il Teramo vi ha schiacciato, vi ha strappato le budella di strappa? Sì. E noi io spero che sia Teramo Pescara la finale. Così mi ti mangio. Tu mi ti metti, ma se andiamo in finale, vieni allo stadio, no, io vengo da te, perché la gente come te mi piace a mangiare, tu fino a freghi di chiacchiere, fi. Già l'hai fatta l'altra volta, io non ho detto, ma che mi sono spiegato, se tu sei un invasato, sei un pazzo, tu puoi fare quello che ti pare, tanto non decidiamo io e te potremmo fare una cazzottiata e te le posso dare di santa ragione, poi in campo ci vanno i giocatori, capite? E continui su sta strada. Perché in diretta io ti faccio le cose, non mi preoccupo della gente, capito? Mo ti meritate una pernacchia e te ne faccio un'altra per compensare. Ecco, scusate, no, ma è bello, si fa colore, no? Siccome lui è uno scostumato, con la gente scostumata tu ti devi comportare da scostumato. L'ignoranza va combattuta con l'ignoranza. Mi dispiace per i telespettatori, scusate, ma è stato... Boh, l'ha fatto Totò allo film, posso fare una pernacchia, scusate. Non so capito, a Totò è concesso, al Principe del Cuore, a me no, non ho capito. Boh, quando ci vuoi, ci vuoi. A voi detto Giusto, quindi che è signor Biondi. pericoloso Ho sbagliato? come finale. Sì, buonasera in diretta, mi raccomando, siamo un po' calmi. Sì, è in diretta, la sto sentendo. Buonasera.